passerella con gli abiti dell'Atelier Marifiore, la cornice storica della residenza d'epoca di Palazzo Goldoni, le acconciature perfettamente a tema con i vestiti, ma soprattutto molta creatività. Questa è stata la formula del successo della sfilata La sposa, un'opera d'arte. Una serata, quella tenutasi nella splendida cornice di Palazzo Goldoni, che ha visto susseguirsi sulla passerella bellissime modelle in abiti da sposa. Creazioni originali in grado di catturare l'emozione di un giorno tanto unico quanto indimenticabile. Una serata dedicata alle nuove tendenze per il matrimonio, durante la quale l'arte ha avuto un ruolo davvero da protagonista, la donna come opera d'arte, la sposa come la più sublime delle opere d'arte. La bellezza è stata la protagonista della serata. Una sfilata di 8 modelli di abiti da sposa in esclusiva, spettatrici dell'evento solo giovani donne accompagnate dalle loro madri. Una serata inoltre all'insegna del valore del matrimonio, della famiglia, del ruolo della donna all'interno della società, come ha sottolineato l'assessore alle pari opportunità Silvia Vianello. Tutti i modelli sono stati associati ad un fiore. Abbiamo visto sfilare il giglio, il ranuncolo, l'orchidea e tanti altri fiori. Un vero e proprio dopocena spettacolo che ha dato a tutte le partecipanti la possibilità di vivere una serata diversa che si è conclusa con un bellissimo buffet. Grande alla fine della sfilata l'emozione di Mari, che tra un po' di lacrime e commozione ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'evento. Belle, bellissime, per il giorno più importante.